Buonasera, i titoli. Strage di Calenzano in Toscana, tra i 3 dispersi dell'esplosione del deposito di carburante c'è anche un operaio originario di Catania che era alla guida di un'autocisterna, 2 i morti. Enna senza acqua a Natale, i residenti costretti a utilizzare piatti e posate di carta evitando le tavolate, rabbia dopo le proteste. Il nuovo piano del regionale della sanità prevede tagli e accorpamenti di reparti, insorgono i sindaci dei piccoli comuni, il diritto alla salute viene prima di tutto. A Catania partiranno a gennaio i lavori per la tratta della metro Montepo-Misterbianco, al Ministero delle Infrastrutture la firma del contratto per l'appalto da 124 milioni di euro. Catania, i bar e la raccolta di rifiuti ritirati al mattino, si lamentano i negozianti. Confcommercio chiede un intervento che riveda modalità e tempi. La stazione Fontana della metro a Catania si trasforma in un palcoscenico. Gli studenti delle scuole intonano canti natalizi accompagnati da giovani musicisti. Calcio, dopo 2 mesi il Catania torna a vincere in trasferta, il 5-1 al Taranto lancia la volata di fine anno dei rossazzurri, delusione Trapani, Granata sconfitti, 2-1 al provinciale dal Benevento. Buonasera, eccoci e dunque ancora morti sul lavoro, questa volta l'esplosione a Calenzano, siamo in Toscana, c'è anche un operaio catanese di 57 anni fra i 3 dispersi, 2 sono i morti accertati in questa incredibile esplosione di una cisterna appunto dell'ENI. Sentiamo Lorena Dolci. C'è anche un catanese di 57 anni nella lista delle 5 persone che mancano all'appello nell'esplosione di Calenzano. Sarebbe uno degli autisti che stava guidando la cisterna vicino alla pensilina dove si è verificata l'esplosione. L'uomo entra nel bilancio di 2 morti accertati, 3 dispersi e 26 feriti del disastro. Via via che passa il tempo si iniziano a identificare le persone coinvolte. In certi casi però mancano ancora i nomi, oltre che i corpi. Per adesso i soccorritori intervenuti dopo l'esplosione hanno individuato le 2 vittime. Sarebbero Vincenzo Martinelli, 63 anni, originario di Napoli, e un altro uomo residente in provincia di Pisa. Ci sono parenti disperati che girano nel pronto soccorso alla ricerca di un proprio caro che potrebbe essere rimasto ferito e non risulta negli elenchi dei medici. Ad esplodere è stata una delle autobotti presso la pensilina di carico nella zona dove viene caricato il carburante. Questa è l'ipotesi su cui lavora la Procura di Prato, che ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. Il comune esclude rischi alla salute causati dall'alta colonna di fumo. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà di fronte a questo gravissimo incidente sul lavoro. Il ministro Piantedosi ha espresso profondo dolore. Il ministro della Protezione Civile Musumeci assicura che i soccorsi sono scattati immediatamente. Dal presidente della regione Schifani piena solidarietà a tutta la comunità colpita dal tragico evento. I sindacati CGIL e CIL-UIL hanno proclamato uno sciopero generale provinciale di 4 ore a fine turno per mercoledì. Cibi surgelati, piatti di plastica e famiglie separate, ecco il Natale che attende i cittadini di Enna da mesi senza acqua, che non potranno festeggiare con amici e parenti. Dopo le proteste montano ancora di più indignazione e rabbia. Adelaide Barbagallo. Enna è senza acqua. Abbiamo chiesto a tutti più volte, ripetutamente, durante le manifestazioni. Ci stanno tutti ignorando. Natale in Sicilia ai tempi della crisi idrica, manca l'acqua e addio cenoni e pranzi in famiglia. Anche le tradizioni delle feste vengono stravolte. A nulla sono valse finora manifestazioni e proteste. A Enna il regalo, si fa per dire, che i cittadini forse riceveranno sarà una turnazione ridotta. Dai rubinetti potrebbe scorrere l'acqua ogni 5 giorni anziché 6. Crescono indignazione e rabbia. Passeremo un grandioso Natale senza parenti perché non possono venire a casa, perché non possiamo consumare acqua. Grazie di cuore a tutti. La maggior parte degli ennesi ha deciso così di trascorrere un Natale di carestia e non per questioni economiche. Soli, in casa, con cibi surgelati, piatti e bicchieri di plastica. Noi volevamo ringraziare la Regione Sicilia, ringraziare Sicilia Acque, ringraziare ATI, ringraziare il nostro gestore Acqua Enna. Durante queste festività noi non avremo acqua, quindi non potremo festeggiare
come di solito, è usanza nostra fare. Le feste, che dovrebbero essere segnate da momenti di armonia e pace, saranno vissute tra lo scontento generale e c'è da scommetterci con altre proteste in strada. A Monreale, per mitigare la crisi idrica, a gennaio arriverà un'autobotte da 10.000 litri d'acqua finanziata dalla Regione. Un pannicello caldo che non risolverà certo la situazione. Adesso la rivolta dei sindaci contro il nuovo piano sanità della Regione che penalizza molte aree interne. Dalle Madonie il grido di allarme: il diritto alla sanità non si tocca. Lorena Dolci. Se non è una rivolta, poco ci manca. Contro il piano della Regione che disegna la nuova rete ospedaliera, i sindaci sono sul piede di guerra. Tra i primi a cadere sotto la scure dei tagli annunciati in provincia di Palermo ci sarebbero gli ospedali di Petralia Sottana e Corleone. Per questo i primi cittadini stanno chiamando a raccolta i colleghi per alzare una barriera protettiva attorno alle strutture di un territorio che presenta priorità particolari. Priorità che sono lontani dai grandi centri, che hanno difficoltà viarie e soprattutto che hanno una popolazione che molto spesso è anziana e che ha bisogno di proprie specificità nella cura. Noi siamo convinti che bisogna mantenere fortemente i servizi essenziali, che non significa solo il pronto soccorso, e soprattutto che ci sia una missione da dare a questo ospedale. Fra le missioni possibili, da anni un comitato delle zone franche montane propone di trasformare l'ospedale di Petralia in centro per la riabilitazione neurologica. Quale che sia la scelta finale, i sindaci si oppongono alla mappa dei reparti e presidi che sta venendo fuori anche per Corleone. Abbiamo necessità di un maggiore coinvolgimento e di mantenere sempre alta la guardia su quelli che sono dei reparti essenziali per la salvaguardia della salute del territorio, a partire, proprio parlando di Corleone, dalla salvaguardia del nostro punto nascita. Il nuovo piano che cambierà il volto della sanità pubblica riguarda tutta la regione, con i tagli dei doppioni e la trasformazione dei reparti in specialità di cui c'è più esigenza e un totale di posti letto invariato, ma a favore della sanità privata convenzionata. C'è una unità dei sindaci del territorio per raccordarsi, dialogare, ma su un punto fermo, che il diritto alla salute non si tocca. A Catania partiranno a gennaio i lavori per la tratta della metro Monte Po Misterbianco. Al Ministero delle Infrastrutture la firma del contratto di appalto da 124 milioni di euro. Adelaide Barbagallo. La metropolitana di Catania arriverà fino al centro storico di Misterbianco. A Roma, al Ministero delle Infrastrutture, la firma del nuovo contratto tra Ferrovia Circumetnea, gli affidatari del consorzio SIS e il sindaco Marco Corsaro. Il cantiere è fermo da oltre 4 anni per un contenzioso con l'ex impresa affidataria dopo una lunga serie di trattative fra FCE, ricorrenti e Comune, partirà il prossimo gennaio. Sarà il consorzio SIS a realizzare la tratta Monte Po Misterbianco, un'opera da 124 milioni di euro. Il rischio di avere un'incompiuta Misterbianco, afferma il sindaco Marco Corsaro, è stato molto alto, ma possiamo dire di averlo scongiurato. La nuova impresa dovrà consegnare alla Ferrovia Circumetnea il rinnovato progetto esecutivo entro 3 mesi, quindi uomini e mezzi torneranno al lavoro. La tratta Monte Po Misterbianco prevede 2 stazioni sotterranee, una al centro di Misterbianco e l'altra nel distretto commerciale in Corso Marx. Tutto il resto della città sarà collegato alle stazioni con il sistema di trasporti pubblici che si stanno potenziando. Restiamo a Catania e restiamo anche al nodo rifiuti, perché la raccolta dei sacchetti davanti ai bar fa lamentare i negozianti e Confcommercio chiede di rivedere il sistema. Tonino De Mano. Stagionalizzare, pedonalizzare, ma dopo aver adeguato trasporti e parcheggi, e rivedere subito il sistema di raccolta dei rifiuti, specie davanti ai bar e alle attività commerciali. All'orario di cena, lo dimostrano le immagini, il salotto buono di Catania infatti si trasforma in un'enorme pattumiera autorizzata con gli esercenti che, secondo l'attuale normativa, lasciano i sacchetti di plastica davanti ai bar. Il problema è che la spazzatura non viene raccolta subito, ma il mattino seguente e non nelle primissime ore. FIPE Confcommercio sollecita un cambio di passo,
specificando che è stato tutto ereditato da vecchi accordi e dalla precedente amministrazione comunale. Chiediamo una differenziazione sui pubblici esercizi. La seconda è quello là che il sabato, dove c'è molto più flusso, vengono ritirati immediatamente questi sacchi. Non è uno spettacolo edificante, via Etnea ricoperta di questi sacchetti di plastica. Bigliettino di visita per il turismo, bigliettino di visita per la città, dunque si deve trovare una soluzione immediata. Via Etnea, bella e disordinata, è solo uno dei paradossi di una città che potrebbe vivere di turismo tutto l'anno ed invece? E purtroppo io noto che nel periodo già del novembre, arrivare nel periodo già di Sant'Agata, quindi anche marzo, questa città si muove ben poco. Commercianti che non vedono di buon occhio la pedonalizzazione. Ma facendo la pedonalizzazione ora e in questo momento dove c'è molto e ben poco, mi spiegate voi la gente senza un'organizzazione come dovrebbe arrivare al centro? E il Natale alle porte si trascina dietro un'altra piaga, quella del traffico impazzito a qualsiasi ora e in qualsiasi strada. La Sicilia quarta in Italia per numero di inchieste per corruzione, mazzette in ogni settore, così come conferma la fotografia dell'associazione Libera. Luca Ciliberti. La Sicilia è la quarta regione italiana per episodi di corruzione nel 2024, con 5 inchieste e 82 indagati. Oggi si celebra la giornata internazionale contro la corruzione e Libera ha scattato una fotografia sulla corruzione nel nostro paese. L'isola però risulta seconda in Italia per numero di indagati. Ci sono mazzette per ogni cosa, dalle finte vaccinazioni Covid ai falsi titoli di studio, per facilitare l'aggiudicazione di appalti, per la gestione dei rifiuti o per la realizzazione di opere pubbliche o per la concessione di licenze edilizie. Poi ci sono le inchieste per scambio politico-elettorale e quelle relative alle grandi opere. Italia sotto mazzetta è il dossier che Libera ha censito dal 1 gennaio al 1 dicembre 2024. Complessivamente sono 48 le inchieste in tutto il paese, con il coinvolgimento di 28 procure in 14 regioni, 588 le persone indagate. Al sud il maggior numero di casi, ben 20, 16 al centro, 12 al nord. In questa poco edificante classifica primeggia il Lazio con 10 inchieste seguite dalla Campania e dalla Lombardia, poi Sicilia e Puglia. In queste regioni si concentra il 74% delle inchieste. L'istantanea di Libera mostra un quadro allarmante. Le inchieste raccontano come la corruzione sia dilagante e ormai normalizzata, una vera e propria patologia nazionale che alimenta sfiducia diffusa nelle istituzioni democratiche e disimpegno dalla vita pubblica, che poi puntualmente si traducono nel crescente astensionismo alle urne ad ogni tornata elettorale. Una breve pausa e poi la ruota panoramica installata a Caltanissetta che divide i cittadini. La ruota panoramica proprio nel centro di Caltanissetta divide i cittadini. Vediamo perché, ce lo dice Rita Cinardi. La ruota panoramica installata dall'amministrazione comunale di Caltanissetta in piazza Garibaldi in occasione delle festività natalizie ha diviso i nisseni tra chi pensa che sia un'ottima idea per far divertire bimbi e famiglie e chi invece trova che si poteva puntare a degli addobbi più tradizionali. Di fatto quella che è considerata ormai una vera e propria ruota della discordia è stata posizionata proprio davanti alla fontana del Tritone, vero e proprio simbolo della città. Fontana che in questi giorni, come qualcuno ha fatto rilevare, rimane vuota per l'assenza d'acqua e che ormai sta diventando piuttosto l'emblema di una città in piena crisi idrica da mesi. Tra i commercianti del centro storico c'è comunque chi apprezza l'idea di aver installato una ruota panoramica, anche se per alcuni il costo è proibitivo. Non tutti se lo possono permettere, ci sono tanti ragazzini che magari vengono qua in piazza a passeggiare e gli piacerebbe farsi un giro, così non riescono, quindi visto che l'ha messa il comune poteva magari dare un minimo di contributo. La ruota è una novità che tutto sommato è interessante ed è simpatica. Ci sono poi nisseni assolutamente contrari alle installazioni fatte dall'amministrazione comunale e che avrebbero gradito la presenza dei mercatini di Natale, magari nella speranza di attirare turisti. Che Caltanissetta abbia bisogno molto di più. Diciamo, se si fanno i mercatini e le cose, allora la gente riesce a scendere, a vedere e ad apprezzare. Questo grande oggetto messo qua al centro della piazza che impedisce la vista della fontana e della cattedrale, che sono, diciamo, due dei simboli più importanti della città, e che c'entri poco col Natale, non mi pare che sia stata una scelta opportuna.
La stazione metro Fontana Catania trasformata in un palcoscenico dagli studenti dell'Istituto Vittorino da Feltre con i suoni in metro. Desiree Ferlito. Rimbombano le note natalizie negli spazi sotterranei della metropolitana di Catania, che si trasforma in palcoscenico per Suoni in Metro. Un'iniziativa unica nel suo genere promossa dall'assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con Circum Etnea, che unisce arte e musica nel cuore sotterraneo della città. Questo evento segna l'inizio di una serie di iniziative che porteranno la gioia del Natale in città. Stamattina alla stazione Fontana si sono esibiti i ragazzi dell'Istituto Vittorino da Feltre, che hanno così l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento. È bellissimo prendere tutti i ragazzi e coinvolgerli nel nostro percorso di strumento musicale, che coinvolge tutti i ragazzi. Pensate che sono 80 elementi di orchestra. Il tutto incorniciato dalla mostra Fermate d'Arte, opere provenienti dalla collezione Biscari che, come in un museo contemporaneo, trasformano un semplice luogo di transito e di impegni quotidiani frenetici in un luogo di aggregazione e di scambio culturale. I concerti di Suoni in Metro saranno riproposti anche nei giorni 10, 12 e 13 dicembre presso la stazione Giovanni XXIII, coinvolgendo gli studenti di diversi istituti comprensivi. Diamo la possibilità agli altri di far vedere le capacità che abbiamo e quando è bella in realtà la musica, perché molti la sottovalutano. E poi parla anche di Natale, giusto? Ovvio, il Natale è bellissimo, mette un'armonia. Una breve pausa e poi il calcio con il Catania e il Trapani. Eccoci al calcio. In Serie C il Catania vince 5-1 a Taranto, torna al successo in trasferta e lancia al meglio la volata di fine anno in attesa dei match interni con Potenza e Sorrento. Marco Carli. Questa volta il Catania sfrutta l'occasione. 5-1 al Taranto con tanti motivi per sorridere oltre al risultato. Serviranno le controprove nelle prossime due sfide casalinghe con Potenza e Sorrento, squadre di caratura superiore rispetto ai pugliesi, ma il ritorno al successo fuori casa ha tanti volti felici. Quello di Gherardi, per esempio, che incorna di testa il pallone dell'1-0 su calcio d'angolo di Stoppa, dando il là ad una partita in discesa. Oppure quello di De Rose, finalmente di nuovo titolare, o dello stesso Stoppa, che conferma il suo grande momento andando in gol per il 2-0 dopo un errore difensivo di Marong, partita indirizzata che lo diventa ancora di più prima dell'intervallo, quando Inglese di testa e con il consueto opportunismo mette dentro il terzo gol. Il risultato magari può far pensare che sia stata una partita facile, ma non dimentichiamo che il Taranto ha battuto l'Avellino, ha battuto il Picerno, ha battuto il Cerignola. Il tecnico a Taranto ha dovuto rinunciare anche a Castellini, non al meglio, ma dopo la rete del provvisorio 3-1 siglata da Guarracino che batte un colpevole Beters, l'allenatore ha invece ritrovato Montalto. L'ex Casertana scarica tutta la rabbia dell'attaccante che vuole tornare al gol su azione. 4-1 per i rossazzurri con esultanza che coinvolge tutto il gruppo e anche Toscano. La stessa scena di felicità collettiva si ripete qualche minuto dopo per la rete del giovane e talentuoso catanese Forti. De Rose a fine partita indica la strada. L'obiettivo è finire bene, l'anno con queste altre due partite e poi ricaricare le batterie per poter partire forti a gennaio e puntare a vincere. Trapani sconfitto al provinciale dal Benevento decide una doppietta di Lanini dopo che il Trapani era passato in vantaggio con il solito Lescano. Franco Cammarasana. Una doppietta di Eric Lanini spegne le residue speranze del Trapani di puntare al primo posto e laurea il Benevento campione d'inverno con una giornata di anticipo. Finisce così col risultato di 2-1 a favore della squadra di Auteri l'atteso confronto del provinciale, gara alla quale il Trapani aveva legato le ultime chance per puntare alla promozione diretta in Serie B. Risultato bugiardo che ha un po' il sapore della beffa per un Trapani che non ha affatto demeritato al cospetto della capolista, mostrandosi per lunghi tratti più intraprendente e passato in vantaggio al 42esimo del primo tempo col solito Lescano sugli sviluppi di un calcio piazzato.
Nella ripresa Auteri azzeccava la mossa giusta sostituendo Manconi con Lanini, rivelatosi di lì a poco decisivo. Al 31esimo si procurava e trasformava un rigore contestatissimo dal Trapani, con in testa il presidente Antonini a fine gara, e al 45esimo approfittava di una indecisione del Trapani a centrocampo per involarsi e battere Secoli in uscita. Anche sfortunato il Trapani, perché in pieno recupero colpiva un palo con Bifulco per un pareggio che avrebbe reso meno amaro l'esito della gara. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.